I treni regionali in Veneto viaggiano lungo le rotaie dell'innovazione. Sono già disponibili 2 convogli ibridi, 8 complessivamente quelli ordinati e 4 quelli sostenibili che vanno ad arricchire la flotta regionale. I nuovi treni sono stati presentati al Parco Ferroviario di Marghera, saranno utilizzati lungo le tratte Adria-Mestre e Chioggia-Rovigo-Verona, decretando la definitiva pensione delle littorine note come la vacca mora. Questo lo dobbiamo dire a tutti i cittadini. Abbiamo il parco treni, sono già 73 treni forniti tra Pop e Rock, oltre a questi 2 ibridi che fanno parte di una fornitura di 8 ibridi e che si completerà con un 78 treni forniti più gli 8 ibridi, quindi siamo a un'età media dei nostri treni che non supera i 5 anni, non è mai accaduto nella storia di questo paese, ma penso del mondo. La vacca mora va in pensione, state pensando di trasformarlo in treno storico? No, guardate, io ho già dato disposizioni perché si faccia un restauro, un revamping come si dice in inglese, si riporti diciamo all'antico splendore, visto considerato che è un treno ancora efficiente dopo 60 anni, sicuramente con tutte le difficoltà di un treno di 60 anni fa, però lascia ancora i segni della civiltà dei nostri cittadini che per 60 anni lo hanno utilizzato ma non lo hanno distrutto. Quindi revampizzato, magari faremo delle corse storiche, delle corse da Marcord, faremo qualcosa di più romantico, diventerà il nostro Oriente Express, facciamola così, non si offendono quelli dell'Oriente Express. Come Infrastrutture Venete gestiamo la linea di proprietà regionale che è l'Adria-Mestre ed è quella su cui oggi stiamo intervenendo con l'elettrificazione con un investimento di 41 milioni di euro e pensiamo che per luglio di quest'anno verranno completati i lavori e poi la messa in servizio però potrà avvenire a giugno del prossimo anno per al fine di acquisire tutte le certificazioni da Anfisa. Continua il trend che abbiamo intrapreso da 5 anni con il nuovo contratto di servizio, i treni presentati oggi e il treno Rock presentato lì sulla vostra sinistra rientra all'interno di questo grande investimento che batte 1 miliardo di euro nell'arco di 15 anni, di cui circa 700 milioni dedicati a materia rotabile. È un trend positivo, la nostra puntualità non diminuisce, il nostro servizio continua a essere apprezzato dai cittadini del Veneto che aumentano gradualmente la loro frequentazione sui nostri treni. Non più tollerabili gli episodi di aggressioni sui treni, dice Zaia. Ma non esiste che vedo aggressioni, vedo spintoni o altra cosa, addirittura nei confronti di donne e controllore, che questo mi fa ancora più arrabbiare. Quindi invito a Roma che anche qui, come si deve fare per il pronto soccorso, per i nostri ospedali, chi fa il bullo deve essere punito, ma la punizione non è una paga sulla spalla, perché questi non hanno avuto infanzia difficile, questi sono dei maleducati.